We get it almost every night. When that moon is big and right, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their fuse to keep it tight. Everybody's dancing. Come ogni giorno, ben ritrovati nel salotto di Chiacchiere e Caffè. Quest'oggi chiacchiere di letteratura. Infatti andremo a parlare di uno di quegli eventi culturali che sono un po' il fiore all'occhiello del Veneto, ovvero il Premio Settembrini. Ma prima di entrare nel vivo di questa puntata vi ricordo importantissimo il nostro indirizzo mail: chiacchierecaffè@telechiara.it per tutte quante le vostre segnalazioni. Noi siamo qui che le aspettiamo. Come vi anticipavo, puntata dedicata al Premio Settembrini, e ne parleremo insieme alla mia ospite, la dottoressa Maria Teresa De Gregorio, dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a lei. Allora, abbiamo annunciato questo Premio Settembrini, una realtà importantissima che dura sin dal 1959, quindi estremamente longeva. Sì, è un premio letterario che nasce appunto nel 1959. Nasce sul desiderio, cioè questa grande passione di un concittadino, di un cittadino mestrino, un professionista, un commercialista, Arnaldo Settembrini, che era vicino anche dal punto di vista proprio personale, amava la letteratura perché aveva sposato anche in prime nozze e in seconde nozze delle donne letterate, in particolare la seconda proprio che scriveva novelle, quindi un po' mosso da questo suo, da questa sua anche da questa sua sfera affettiva, mosso anche dalla passione verso la letteratura, ha dato inizio appunto nel 1959, a questo premio, un premio dedicato alle novelle e ai racconti. Si trovavano in un albergo di Mestre, quindi in una situazione inizialmente anche molto amichevole. Tra i promotori c'era un giornalista anche del Gazzettino, Bonzio, e così questo gruppo di amici incominciò questa avventura che poi negli anni diventò sempre più importante, con spessore anche culturale, sia come membri della giuria sia come premiati. Ecco, infatti so che tra i membri della giuria di allora ci sono stati i grandi della letteratura italiana. Facciamo qualche nome? I grandi della letteratura italiana, Palazzeschi, Diego Valeri, c'erano stati veramente gli autori che allora rappresentavano la cultura non locale solo, ma nazionale e a livello internazionale. E una cosa curiosa è anche che nel 1983, quindi un po' di anni dopo l'avvio del premio, ricevette un premio un famoso personaggio della cultura, non solo scrittore ma anche un famoso regista, Michelangelo Antonioni. Quindi è un premio che ha una storia importante, ha una storia veramente importante e che ha reso questo premio un premio a livello nazionale, assolutamente. Oltretutto dal 1991, per volontà dello stesso Arnaldo Settembrini, gestito direttamente da Regione Veneto. Quindi un impegno importante sia per la continuità di questo lavoro che anche per mantenerne alto il livello, perché dopo questi precedenti illustri bisogna proseguire nella stessa linea guida, se non sbaglio. Assolutamente sì, quindi alla morte del Settembrini, per sua volontà espressa, passò la gestione del premio insieme a tutta una serie di altre cose, che la villa, ad esempio Villa Settembrini, dove ha sede fisicamente il premio e dove hanno sede anche altre attività culturali della regione. Ecco, stiamo proprio vedendo state un'immagine. vedendo in onda le immagini di Villa Settembrini, questa chicca, questa deliziosa chicca nel cuore di Mestre che non si vede perché passando da via Carducci si vede appunto questo che sembrano un sipario di alberi e nel fondo c'è questa villa e insieme a questo appunto lasciò alla regione quindi l'onere e soprattutto però l'onore, perché in questo caso bisogna dirlo, di mantenere in vita il premio Settembrini. E via via noi abbiamo sempre cercato di tenerne alto il nome, cercando di fare una promozione, di
promuovere questo premio presso le case editrici nazionali. Infatti ogni anno arrivano numerosi volumi di novelle e racconti editi da case editrici locali, ma anche e soprattutto dalle grandi case editrici della grande distribuzione. E man mano negli anni, insomma dal 91 non l'abbiamo ripreso, c'è stato un periodo un po' di sospensione dalla morte del Settembrini al 91, 5 anni, infatti quest'anno ricorre il 49esimo anno del premio Settembrini, quindi il prossimo anno il 50esimo, ci dobbiamo preparare a dei festeggiamenti, a dei festeggiamenti in grande perché ne stile. avremo 2 50esimi nei nostri premi letterari, avremo il nostro Settembrini e il premio Campiello, che anche il prossimo anno è il 50esimo premio Campiello, quindi avremo da fare dal punto di vista della promozione di questi nostri fiori Anche perché all'occhiello. solitamente uno pensa al premio come a qualcosa, sì, so che c'è l'evento, ma dietro c'è tutto un lavoro che dura un anno intero a livello di Dietro c'è un preparazione. lavoro soprattutto nel territorio, noi cerchiamo di far così, di spalmare insomma, delle attività durante l'anno per poter tenere vivo l'interesse non solo sul premio, ma il premio è un po' un volano per poter tenere vivo l'interesse anche su altre cose, cioè generalmente insomma, sull'aspetto dell'invito alla lettura e anche sull'interesse delle attività editoriali ed anche delle nostre case editrici, delle Ecco, piccole e sappiamo medie che case editrici. in periodo di crisi, insomma, parlare di cultura e portare avanti progetti di questo tipo non penso sia facile. No, non è facile, però effettivamente sì, è vero che i fondi, beh, insomma, non sono io certo che dico delle cose nuove, i fondi sono sempre più scarsi nell'ambito della cultura, però è anche vero che la Regione sta mettendo in atto delle strategie molto importanti. Il vicepresidente, che è anche l'assessore alla cultura, Marino Zorzato, sta avviando dei progetti in rete, cercando di creare dei sistemi per la cultura, quindi cercando di ottimizzare quelle che sono le risorse economiche ma anche le risorse culturali, soprattutto legate anche alla proposta culturale del nostro territorio che è estremamente ricca e quindi stiamo cercando di mettere in piedi delle strategie che anche a livello nazionale sono osservate in maniera molto, molto attenta. Infatti prima stavamo chiacchierando con la dottoressa De Gregorio proprio sul fatto di noi in Veneto facciamo tanto a livello culturale, c'è un'offerta veramente importante che alle volte tra tanti input uno magari neanche se ne rende conto. Noi facciamo tantissimo, forse addirittura direi che c'è un'offerta quasi sovrabbondante, cioè nel senso che noi abbiamo le grandi istituzioni culturali che possono essere istituzioni di cultura o di spettacolo, penso alle grandi istituzioni, Fondazione Cini, piuttosto che l'Ateneo Veneto, piuttosto che altre situazioni anche nelle altre province, come le grandi fondazioni di spettacolo, Arena, Fenice, il Teatro Stabile e tutta una serie però anche di altre importanti attività che nascono in maniera molto diffusa, in maniera molto presente nel territorio e quindi è una regione estremamente ricca la nostra ed è proprio per questo che anche il ruolo della regione deve essere quello di cercare di coordinare, di essere un momento proprio di governo del territorio anche nell'ambito culturale, non solo nell'ambito delle altre grandi materie che la regione gestisce, ma anche nell'ambito culturale ci vuole una mente che in un certo Una bella senso spinta propulsiva. coordini. E questo è quello che stiamo cercando, che il vicepresidente sta cercando di mettere in piedi. È faticoso, è una strada lunga, però è una strada che abbiamo visto, è un progetto che ha avuto molto interesse anche da parte degli operatori, anche in maniera critica, perché indubbiamente è un nuovo modo di pensare, è una rivoluzione in un certo senso culturale che stiamo facendo, però credo che sia molto molto utile se non altro sperimentare queste nuove strade. Ecco, proprio nell'ottica di questa insomma, rivalutazione culturale, il premio Settembrini si tiene nella location di cui abbiamo parlato prima, Villa Settembrini, quindi il premio è anche un'occasione per riappropriarsi di una bellezza della città che magari sarebbe un po' dimenticata forse. Sì, perché la cerimonia è ormai così, da consuetudine, è suddivisa in 2 momenti. Un momento che noi definiamo come il momento di incontro con la cittadinanza,
cioè la cinquina finalista che poi qui Andremo a andremo a presentare, viene già presentata e l'autore vincitore viene proclamato proprio a Villa Settembrini a partire dalle 17:30 di sabato prossimo, di sabato 29. E quindi c'è questo incontro anche un po' salottiero, perché Villa Settembrini è piccolina, cioè non è una sede dagli spazi grandi, però questo, diciamo, suo aspetto intimo crea proprio un contatto diretto, quasi proprio come sta accadendo qui tra noi, Un di chiacchiere e salotto. caffè. C'è un salottino dove l'autore può entrare in contatto con il pubblico, con la stampa, ecco. E poi si riproporrà un salottino letterario al Teatro Tonioro alla sera, prima del concerto che come consuetudine insieme al Comune di Venezia noi offriamo. E quindi c'è veramente un coinvolgimento della città, un coinvolgimento della città che è anche un coinvolgimento con le scuole, perché da alcuni anni, su volontà della Giunta regionale, sono stati affiancati alla giuria ufficiale, che è composta da personaggi della letteratura, posso anche citarli perché mi fa sempre piacere, perché Certo. sono anche un vanto per noi averli come giurati. E abbiamo Gian Antonio Cibotto, che è stato per anni presidente di questa, ma per tanti anni presidente della giuria e ora è presidente onorario. Poi il professor Pullini, che ha assunto da qualche anno il ruolo del presidente, Giancarlo Marinelli, Laura Lepri, Bellinetti, Baudino, insomma mi dimentico qualcuno. No, Quindi una giuria, e insomma. Tiziana Agostini, che oltre ad essere una letterata è anche l'assessore alla cultura del Comune di Venezia. Quindi una giuria direi veramente Molto valida. molto attenta. E a fianco di questa giuria noi abbiamo da un po' di anni affiancato la giuria dei giovani, che è una giuria composta da alunni dei licei di Mestre. Quindi un confronto generazionale. Un confronto generazionale che è sempre una fonte ogni anno di estremo stupore e anche di riflessione, perché direi quasi nella totalità dei casi il giudizio della giuria dei giovani coincide perfettamente con il giudizio della giuria dei cosiddetti esperti. Avrei pensato il contrario. No. Quindi i giovani leggono. E se non proprio nella assegnazione del primo premio, sicuramente, questo è proprio certo, che il designato dalla giuria dei giovani è sempre nella cinquina finalista, non è mai un una decisione un fuori autore dal che coro. esce da quello che è stato diciamo così, La cinquina. Allora io sono curiosa di conoscere questa cinquina finalista. Noi andiamo solo per pochissimo tempo in pubblicità, poi torniamo qui nel salotto di Chiacchiere e Caffè per quest'oggi Chiacchiere di letteratura, tutto quanto dedicato al premio Settembrini. A tra poco. Ben ritrovati nel salotto di Chiacchiere Caffè, vi ricordo l'indirizzo mail per interagire con noi, chiacchierecaffè@telechiara.it. Quest'oggi puntata di Chiacchiere di letteratura, stiamo parlando del premio Settembrini insieme alla mia graditissima ospite, la dottoressa Maria Teresa De Gregorio, dirigente regionale, che ci sta un po' illustrando insomma questo premio. E prima della pubblicità stavamo affrontando il discorso, c'è questa giuria giovane che la dottoressa mi ha detto essere estremamente attenta, leggono tutti i libri, anche argomentano bene le loro motivazioni, quindi non è vero che i giovani non leggono. No, infatti per tutti noi è stato anche veramente una graditissima sorpresa il fatto di vedere e soprattutto di rendersi conto della serietà e della responsabilità che hanno nel rivestire questo ruolo di giurati. Sì, come si diceva, sono sempre perfettamente in linea con la giuria dei giovani, poi molto attenti, leggono tutti i libri, perché nel periodo estivo vengono dati, perché la scadenza della presentazione del bando è sempre verso fine anno, quindi loro si trovano in questo periodo estivo di dover leggere tutti questi libri, che sono sempre non meno di una quarantina, e sempre in maniera molto, molto attenta, argomentata, formulano le loro motivazioni la sera della premiazione, molto presi da questo ruolo, e quindi credo che veramente sia importante anche capire che anche i giovani, gli studenti, insomma, se hanno
degli stimoli perché anche e soprattutto li possano investire e coinvolgere in prima persona rendono tantissimo, sono assolutamente una capaci risorsa. di fare molto più di quello che forse si pensa. Ecco, lei sa che com'è tradizione di Chiacchiere e Caffè, io ho sempre una domanda cattivella per i miei ospiti. Allora, c'è una giuria, c'è un premio, quindi mi viene da chiederle, ma lei è sempre d'accordo con le decisioni della giuria oppure ogni tanto, mannaggia? Beh, diciamo che la giuria è una giuria che è sempre molto vivace nell'argomentare così le scelte e quindi alla fine sì, c'è un bel rapporto dialettico e questo quindi anche dà la possibilità a chi non è inizialmente perfettamente d'accordo di valutare poi molti altri aspetti. Quindi io direi che in questi anni, che sono già ormai parecchi, che mi trovo a dover seguire i lavori della giuria, non credo di aver mai avuto dei motivi di grande dissenso, sono un po' come la giuria dei giovani. Andate d'accordo Andiamo quindi? tutti d'accordo, ma è vero, è una giuria molto dialettica ma nello stesso tempo anche molto unanime quando decide, insomma non ci sono mai state delle prese di posizione, delle Così arrabbiature, estreme. no, nessuna. Ecco, allora sabato viene consegnato il premio, quindi direi di andare proprio a conoscere qual è la cinquina finalista in lizza. Ladro di racconti di Armando Balduino, giusto? Perfetto. Poi, E li abbiamo qui? sì, la regia dovrebbe mandarci Mandarli in onda. adesso le copertine dei libri, così anche, eccolo qui, questo è Ladro di racconti, Armando Balduino, edito da Manni. E questo è uno, insomma, dei finalisti. Qui vediamo giustamente Il anche professor Balduino, sì, che è stato anche un gradito compagno in occasione della consegna del premio del Leone d'Oro ad Andrea Zanzotto quando l'abbiamo fatto proprio qui a Padova e quindi è un graditissimo finalista di questa Poi, cinquina. secondo finalista, Non rimpiango, non lacrimo, non chiamo. E qui abbiamo Marino Magliani e Vincenzo Pardini. Ecco, qui vediamo la copertina del libro, questo Sì. libro quindi scritto a quattro mani. A quattro mani ed è stato un libro che veramente è stato molto amato dalla giuria questo. Ah Si sono sì, trovati subito molto d'accordo, concordi giovani nel pure. selezionarlo. Giovani pure, Ma i d'accordo. giovani non selezionano la cinquina, vanno direttamente Vanno al direttamente vincitore. al vincitore. Sì. Poi abbiamo Sono l'ultimo a scendere e altre storie credibili di Giulio Mozzi. Ecco qui. Sì, anche questo è Vabbè, un così libro, una intanto noi stiamo raccolta lanciando per che i ha nostri molto telespettatori da casa anche degli input su cosa interessato. andare a comprare poi in libreria. Dovranno prenderli e leggerli tutti per capire. Poi, altro finalista, Il re delle isole fortunate e altre storie vere tra le meraviglie dell'arte. Questo scritto da Lionello Puppi. Il professor Puppi, grande maestro. Questo è veramente una serie di racconti che sono anche delle grandi testimonianze di cultura. Il professor Puppi tutti conosciamo, grande storico dell'arte, quindi insomma autori importanti anche in questa cinquina finalista. Uomini di grande cultura. Ecco, e l'ultimo finalista abbiamo Diletto, scritto da Ugo Riccarelli. Ecco qui vediamo la copertina, adesso seguirà la foto dell'autore. Ecco, sì. Questa è la nostra cinquina, una cinquina di, a mio parere, a parere anche della Commissione di grande valore letterario. E sabato scopriremo. Vedremo sabato quale sarà tra questi cinque. Sarà un po' difficile perché in effetti sono stati degli autori amati, estremamente amati, quindi sarà difficile comunque, vedremo. Ecco, poi io ho sbirciato un po' il vostro sito internet per saperne giustamente di più sul premio Settembrini. È una cosa che ho trovato delizioso, è stato un volume che avete appunto pubblicato nel sito dove sono riportati i carteggi tra i grandi giurati del passato. Sì, è un lavoro condotto internamente, no, dai nostri uffici, dai nostri funzionari e anche edito proprio dal punto di vista della pubblicazione internamente dalla nostra stamperia, che molto probabilmente potremo anche riprendere. È stato un po' coordinato dal professor Pullini, il quale ha
messo insieme, ha fatto anche un po' una presentazione e si riferisce, come diceva lei, al carteggio, perché diciamo che insieme a questo, al premio, alla villa, ad altri beni che Settembrini ha lasciato alla Regione, ha lasciato anche una parte del suo archivio che è stato, che è una gran parte custodito dagli eredi del Settembrini, che costituiscono il comitato del premio, perché il premio si avvale di un comitato che dà un po' le linee guida, che si compone principalmente dagli eredi, insomma, del Settembrini. E diceva appunto attorno a questi documenti c'è anche un ricco carteggio proprio di scambi tra Settembrini e i suoi Illustri amici. amici letterati, in particolare mi sembrava con Valeri e con Palazzeschi. Con Palazzeschi C'è ne ho viste molte. un grande rapporto epistolare. Ecco, collegato poi al premio Settembrini il Centro Regionale di Cultura, quindi davvero un grandissimo sforzo da parte di Regione Veneto proprio in questi progetti e so anche in altri premi letterari. Sì, beh, la responsabilità di assumere questo premio ha determinato anche la responsabilità di mantenere le cose che erano care al Settembrini, come la villa, dove lui espressamente chiese di costituire un centro regionale di studi. Ed è così abbiamo fatto, insomma, nella villa restaurata dalla Regione, una villa che è una villa ovviamente vincolata, perché è una villa Come è giusto che come è sia, giusto che sia, e d'altronde. quindi i lavori di restauro che hanno anche implicato un'attenzione maggiore, perché con insomma, alcune prescrizioni a parte della sovrintendenza, comunque insomma, negli anni siamo riusciti, nonostante sempre tutto a carico dei bilanci regionali, quindi non sempre è facile, Uno comunque sforzo. è uno sforzo non indifferente, comunque siamo riusciti a definire questo centro dal punto di vista appunto del restauro dell'immobile e dando dei contenuti. Ecco, dei contenuti che sono legati anche a delle attività che vengono fatte relativamente alla promozione della lettura e alla promozione anche però, della produzione delle case editrici, piccole e medie case editrici del Veneto. Qui infatti stiamo vedendo delle immagini che delle riguardano un immagini perché evento. nel retro della villa c'è un giardino e abbiamo anche recuperato una piccola sala, auditorio, dove si possono fare proiezioni, presentazioni. Qui vedete Amanda Sandrelli che insieme ad un gruppo aveva così letto alcuni brani di pubblicazioni appunto di alcune case editrici, quindi si era creato un po' questo momento culturale di lettura, musica, con questo personaggio estremamente gradevole quale è Amanda Sandrelli. Quindi anche la presenza comunque di personaggi del mondo dello spettacolo che possano dare anche una maggior visibilità, voglio dire. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, e l'impegno proprio vostro come Regione Veneto, anche in altre attività, lasciando stare il premio Settembrini, in concreto ci sono altre iniziative, altri premi letterari, possiamo lanciare Sì, qualche altro appuntamento? Allora, guardi, dunque, la nostra regione, come si diceva prima, in termini generali legati alla cultura, è estremamente viva, vivace, anche molto propositiva. E nel nostro territorio ci sono parecchi premi letterari, al punto tale che sarebbe molto interessante riuscire a creare anche una rete, perché tra di loro hanno anche una grande voglia di fare qualcosa insieme. Infatti nell'ultimo Salone dei Beni Culturali abbiamo, scusate, no dei Beni Culturali, del Salone del Libro di Torino, anche Salone dei Beni Culturali, perché quest'anno nel Salone dei Beni Culturali di Venezia, che si tiene appunto i primi giorni di dicembre, avremo uno spazio dedicato proprio anche ai premi letterari e in particolare primeggia quest'anno il premio Salgari che celebra anche il centenario della nascita di Emilio Salgari. E comunque al Salone del Libro di Torino abbiamo presentato proprio i premi letterari del Veneto, che in effetti sono tanti e tutti di grande spessore. Partendo appunto ovviamente dal nostro premio letterario, poi come dicevo prima il premio Campiello che il prossimo anno raggiunge il suo 50° anno, il premio Comisso che è un altro premio dedicato a un autore veneto, a Treviso. Entrambi i premi sono sostenuti anche da un'industria, quindi c'è un interesse anche
del settore privato, non solo del pubblico, nel mantenere questi premi in vita. Poi il premio Berto, che è un premio che si tiene a Mogliano in maniera reciproca, a Mogliano e a Ricadi, perché erano le due città dove Berto nacque e poi visse. Poi il premio Pascutto, che è un premio dedicato alla poesia dialettale, il premio Trichiana, che è un premio anche questo di novelle, il Emilio Salgari, che è il premio legato alla letteratura d'avventura, e poi dicevo il premio Mario Rigoni Stern, un premio dedicato alla grande figura di Rigoni Stern, voluto proprio dopo la sua morte dal figlio e insieme, ed è un premio che si dedica alla letteratura di montagna, quindi è condiviso dalla Regione del Veneto e dalla provincia di Trento. Ecco, quindi è il premio Mazzotti. Il premio Mazzotti, Quindi il premio dedicato al uno paesaggio. sforzo Ci sono tantissimi premi importante. letterari che non possiamo appunto trascurare, quindi il fatto di riuscire a far dialogare fra di loro, a farli presentare in un unico momento, dà un senso anche proprio di questo settore della cultura del Così Veneto, vivo. che è vivo e soprattutto nel quale si deve assolutamente investire e come stiamo cercando di fare. E allora, visto che ci sono così tante realtà di cui parlare, se lei avrà piacere io la invito nuovamente qui nel salotto di Chiacchiere e Caffè, proprio per tenerci aggiornati su questa attività di fermento. Io intanto la ringrazio davvero per oggi, è stato un piacere ospitare Maria Teresa De Gregorio, dirigente regionale, che ci ha parlato del premio Settembrini. Davvero grazie, dottoressa. Grazie a voi, è stato un piacere e ritornerò veramente volentieri quando ne avrete bisogno e voglia di sapere quelle che sono anche le novità culturali della nostra regione. Io ringrazio come al solito i miei amici da casa, quest'oggi chiacchiere di letteratura, ma abbiamo tantissime altre chiacchiere, quindi voi dovete fare una sola cosa, continuate a seguirci, alla prossima! We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural